11 gennaio 2014, benvenuti alla Stella Azzurra, la prima di ritorno. La Briciola ospita la Rosa dei Venti. Palla gestita, adesso messa dentro verso la Signorello che prova col destro, respinta e poi ancora la Signorello. È il vantaggio, la rete di Annalisa Signorello, ma sono passati solo 30 secondi. Punizione, forse uno schema, parte la Piersimoni che viene poi servita e con il destro Regina Piersimoni. Dopo 2 minuti abbiamo già visto 2 reti, che partita! Strabioli, adesso salta anche il portiere che la mette giù, calcio di rigore. Andrà proprio il capitano, Strabioli contro Caruso, fuori, sbaglia Strabioli. Dentro una palla per la Piantellino, poi c'è una deviazione, palla arriva alla Gambuti. 2-1, rovescia la partita la Briciola grazie a Francesca Gambuti. Baldasseroni che adesso riceve palla, la mette dentro. 3-1 per la Briciola grazie a Milena Piantellino, segna anche lei. E ora la Briciola sempre con Milena Piantellino, palo. Ci prova la Rosa dei Venti, recupera palla la Strabioli col destro, palo. Strabioli parte in velocità, salta il suo uomo, c'è la Signorella al centro e prende anche questo Caruso. La palla va dentro verso la Piantellino che riesce a servire la Bucchi che gliela rimette al centro. Milena Piantellino, doppiette, 4-1 per la Briciola. Piantellino scatenata oggi, non la prendono proprio mai. Adesso cerca l'1-2 con la Gambuti e hat-trick di Milena Piantellino, tripletta. Prova a gestirla la Rosa dei Venti ma cala il sipario. L'arbitro dice che può bastare, è un 5-1 senza appello come all'andata. Ancora una volta la Briciola si impone per 5-1 e vi ricordiamo inoltre l'appuntamento con Funner News ogni mercoledì, giovedì, venerdì e domenica alle 18:30. Seguiteci sul nostro portale.